Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Buongiorno Verona Live. Eccoci qua Matteo anche oggi. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi martedì 22 giugno, insomma siamo pronti per parlare come ogni martedì di sport. Iniziamo con Esatto. uno sport in grande, davvero in grande ascesa negli ultimi anni, negli ultimi mesi anche, forse grazie anche al periodo che abbiamo attraversato, ma non vi anticipo nulla perché abbiamo già delle ospiti in collegamento, Giorgia. Assolutamente sì, abbiamo in collegamento Ilaria Montalti e Stefania Mirarchi, ufficio stampa di Veneto Padel Cup. Benvenute. Ciao, grazie, Buongiorno. buongiorno a tutti. Allora, dunque, come anticipava giustamente Matteo, uno sport veramente in ascesa e questa Veneto Padel Cup è un appuntamento, il primo appuntamento, insomma, di questo genere per quanto riguarda il Veneto e devo dire, come ci eravamo dette già precedentemente, che si spera poi proseguirà anche nei prossimi anni, quindi un primo appuntamento che però è destinato insomma, proseguire anche nei prossimi anni, giusto? Esatto, esatto. Il torneo, la manifestazione nasce per volere di un'imprenditrice privata di origine lituana che però si è trasferita in Veneto da qualche anno ed è molto appassionata di padel. Come dicevi tu, appunto, è stata un boom degli appassionati e ha deciso di unire queste due passioni, dando vita a Veneto Padel Cup, che è appunto una celebrazione sia del Veneto che dello sport in oggetto, e si terrà dal 27 settembre al 3 ottobre in Veneto, in differenti città, in differenti circoli, e puntiamo a farlo diventare un appuntamento annuale per tutti gli appassionati, ma anche tutti gli sportivi tesserati, quindi insomma una vera e propria festa di questo sport. Dicevamo che appunto è uno sport in grande ascesa. Come mai secondo voi sta ottenendo questo successo incredibile in maniera anche un po' trasversale, un po' tutte le fasce d'età? E come mai questo grande boom? Secondo noi perché è uno sport divertente, quello che abbiamo notato è che si stanno un po' affacciando a questa disciplina anche tutte le persone, non solo diciamo, ex giocatori del mondo tennis, ma anche tutte le persone che hanno voglia di divertirsi. È uno sport molto dinamico, ci sono delle regole particolarmente diciamo free, quindi non si hanno le ristrettezze che si hanno nel tennis e quindi le persone sembrano divertirsi molto, molto di più. Quindi secondo noi questa è la motivazione. Come saprete, avrete notato, in realtà sono tantissimi ormai anche i campi di padel che stanno nascendo sul territorio e soprattutto anche molti campi precedentemente dedicati al tennis li stanno convertendo appunto in campi da padel, proprio perché sembra essere scoppiata una vera e propria diciamo mania di questo sport. E infatti, tra l'altro, come giustamente accennavate prima, tanti campioni, anche ex campioni di tennis, ma non solo, perché ci sono veramente nomi che vengono dal calcio. Abbiamo visto Marco Materazzi, Gianluca Zambrotta, Nicolò De Vitis delle Iene, Stefano Corti, Veronica Ruggeri, insomma, veramente tante persone anche insomma, dello Sì. spettacolo che si stanno dedicando a questo sport, insomma, a 360 gradi. Questo è particolare. Esatto, esatto. Diciamo che in Italia ha preso piede principalmente nel Lazio e a Roma, inizialmente come sport, e poi si è diffuso, tant'è che appunto è arrivato a Milano, che negli ultimi mesi anche si sono viste tanti campi nascere. Parlo di Milano perché noi siamo basati su Milano, quindi abbiamo esperienza di questo territorio. Però appunto tanti ex atleti o comunque personaggi dello spettacolo si sono appassionati, dando forse anche maggiore spinta all'espansione stessa del padel, e proprio durante il nostro evento di presentazione dell'intera manifestazione abbiamo voluto coinvolgerli perché sono i primi ambassador, diciamo, naturali del padel in Italia. Certo. E pensa che, tra l'altro, Veneto Padel Cup potrebbe avere un significato ancora più importante perché chiedo a Stefania Di Laria, vi risulta che il primo campo di padel sia stato inaugurato proprio in provincia di Vicenza, a Costa Bissara, nel 91, diciamo. Fonti così ci dicono che sia questa l'origine, quindi il primo campo in Italia. Ricordo che è cresciuto negli ultimi 5 anni dell'800%, con più di 1200 impianti in Italia, insomma, davvero una crescita importante. Ecco, vi risulta questa origine Veneta. veneta, ovviamente di importazione sudamericana, perché il padel però nasce in Sud America, giusto?
Esatto, corretto. In realtà anche sulla storia in sé del padel ci sono sia diciamo delle leggende e anche delle versioni non accreditate. In realtà nasce in Sud America, si è diffuso poi successivamente in altri paesi, diciamo che in Europa principalmente in Spagna e successivamente è arrivato in Italia. Anche sul primo campo in Italia in realtà, nonostante ci fa piacere pensare che appunto sia nato in Veneto, non vi è questa certezza, ma comunque come dicevi tu è soltanto l'inizio di una grande espansione e appunto anche nei prossimi mesi ci sono tantissimi progetti in questo sport e tantissimi impianti, centri bellissimi che stanno per nascere, quindi sicuramente anche con la nostra manifestazione l'idea è quella di farla svolgere quest'anno sul territorio veneto, ma perché no, nei prossimi anni anche poi di prevedere delle tappe in vari centri sportivi di tutta Italia, quindi farlo diventare una manifestazione nazionale. Attualmente è già comunque una manifestazione internazionale, nel senso che le iscrizioni non sono aperte solo a giocatori italiani, ma a giocatori provenienti da tutto il mondo. Però appunto l'idea è quella di far svolgere le partite anche poi in altre regioni d'Italia. Ecco, un'ultima curiosità, poi ti lascio la parola, Giorgia. È uno sport che può essere praticato sia dagli uomini che dalle donne e anche dai giovani, dai ragazzi. Ecco, ci sono delle fasce d'età, ci sono delle età indicate per iniziare eventualmente, ecco, a praticare anche il padel. Ma allora abbiamo visto che in questo momento non ha un'età ben definita, nel senso che sia a partire dai giovani, ad esempio anche all'evento c'erano i figli di alcune persone che volevano giocare, fino appunto ad ex campioni che hanno magari intorno ai 45-50 anni anche che si dilettano. Lo vediamo veramente come uno sport trasversale che non ha particolari limiti e quindi è proprio per questo che può essere così popolare al momento perché può essere praticato da tante persone, uomini e donne. Forse nelle donne c'è ancora un po' da farlo diffondere, però anche lì abbiamo visto che ci sono un sacco di campionati, soprattutto spagnole, ma anche l'Italia sta crescendo lato, come dire, lato internazionale, perché anche la coppia di Giulia Sussarello e Chiara Papacena, che sono le nostre ambassador femminili, hanno raggiunto un risultato storico al World Padel Tour, arrivando agli ottavi, cosa mai fatta prima, quindi anche lato donne stiamo crescendo. E questo è sempre un bene, a prescindere dallo sport. Poi dopo Esatto. andrai sul sito di Veneto Padel Cup, perché c'è anche un bel sito con tutte le informazioni. Ecco qua, lo vediamo, le iscrizioni sono aperte. Infatti, come dicevamo, insomma, c'è tempo fino al 27 di agosto per iscriversi al torneo e tra l'altro vi chiederei a questo proposito le categorie di iscrizione, perché ci saranno due, se non sbaglio, due tornei diversi, giusto? Esatto, ce ne sarà uno master dedicato ai giocatori professionisti e uno open. In entrambe le categorie l'iscrizione a Veneto Padel Cup non fornisce punti per le classifiche VPT, FIT, FIP. C'è un montepremi che non si è mai visto prima nei tornei di padel perché si parla di 100.000 euro suddiviso tra le due manifestazioni e poi le categorie, quindi tra uomo-donna e poi primo classificato, secondo classificato a scendere. Sul sito ci sono tutte le informazioni anche in merito a questo e quindi vi aspettiamo numerosi perché appunto fino al 27 agosto c'è tempo per iscriversi e poi i tabelloni verranno pubblicati intorno a metà settembre. Benissimo, perfetto. Allora invitiamo appunto i nostri, magari c'è qualche spettatore, ascoltatore che è interessato, quindi nel caso il sito è quello venetopadelcup.com. Noi Stefani e Ilaria vi ringraziamo veramente per averci portato per questi 9 minuti, insomma, all'interno del mondo del padel, molto molto interessante, devo dire, Matteo. Sì, non ci resta che provarlo. Esatto, non ci resta che Esatto, provarlo. aspettiamo anche voi. Esatto. Ecco, benissimo. E allora grazie ancora Grazie e mille. buona giornata, alla Grazie a prossima. voi. Grazie. Altrettanto. Ciao. Grazie.